ritrovati. Devo dire che solitamente non mi sono mai spaventato più di tanto davanti al microfono, almeno negli ultimi anni, però questa sera l'emozione è forte. L'emozione è forte perché mi sento onorato di essere qui in questo Consiglio Comunale, perché mi sento la grande responsabilità di rappresentare i miei concittadini, i cittadini di Concordia, che io sempre da anni fuori Concordia definisco il più bel paese del mondo. Sarà mio dovere dedicare massimo impegno nell'impegno che mi è stato assegnato dal Sindaco in questo assessorato di associazioni, sport e politiche giovanili. Ho scritto alcune righe perché effettivamente la prima volta non me la sentivo di parlare a braccio su quelli che sono i 3 ambiti che mi sono stati assegnati. Le associazioni, sappiamo benissimo noi concordiesi quando siano uno dei punti veramente forti della nostra comunità. Un'associazione è un gruppo di persone che condividono qualcosa, una passione, un interesse, uno scopo. Decidono di unirsi, si danno uno statuto che ne regola finalità e forme di collaborazione e trovano una sede. All'interno delle associazioni esistono però le associazioni di volontariato, dove il centro dell'attenzione è l'altro, la persona con i suoi bisogni, le sue difficoltà, i suoi orizzonti. In questo periodo stiamo vivendo una situazione molto difficile, connotata da crisi e disagio, e una diffusa ricerca di un senso che sia capace di sorreggere le scommesse, soprattutto per il futuro. Sono molteplici le possibilità di risposta, certamente la più significativa è proprio l'impegno per un autentico cambiamento che può fare un volontario, la proposta di volontariato. Una proposta che può essere un'idea per offrire tempo, intelligenza, cuore. Il volontario propone sempre uno sporcarsi le mani, un coinvolgersi in prima persona per affermare valori che sembrano caduti di moda. Il volontario propone, non impone, e ricerca con altri la soluzione, condivide le capacità e le esperienze e favorisce soprattutto una pratica di pace e solidarietà. A Concordia, come dicevo, esiste una vastissima realtà di volontariato e di questo è uno dei punti d'orgoglio per me e per i miei concittadini. Ci sono gruppi e associazioni che si occupano di favorire il sostegno dei diritti delle persone deboli e in difficoltà, il sostegno agli ammalati, agli anziani, ai diversamente abili, associazioni a sostegno delle famiglie bisognose, un pronto intervento nelle emergenze, la grande associazione per la donazione del sangue e degli organi, la difesa dei beni ambientali, della natura, degli animali, l'associazione anche contro il disagio giovanile e per la promozione della cultura e molte altre. Tutte queste attività esprimono atti concreti di solidarietà, favoriscono la realizzazione di un progetto utile alla collettività, rafforzano la fiducia in se stessi e la capacità di lavorare insieme. Siamo convinti che un impegno qualificato e proficuo del tempo libero possa contribuire ad alleviare le situazioni di disagio e di malessere anche giovanile e al tempo stesso, avvenendo in ambiti aggregativi, possa impedire rischiosi isolamenti ed emarginazioni. Favoriscono così l'associazione un inserimento graduale e sereno nel sistema sociale, anche da parte dei giovani. Per questo, anche per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'organizzazione di eventi e di manifestazioni, il Comune di Concordia, la nostra amministrazione, metterà sempre a disposizione delle associazioni, i locali, le strutture, gli impianti sportivi, collaborando e mantenendo attiva e fattiva sempre la propria presenza. Le azioni che intendiamo fare da subito con la nostra amministrazione è quella di incontrare in un momento fondamentale tutte le associazioni in maniera unita per poter poi progettare qualsiasi tipo di iniziativa. Un piccolo sguardo allo sport. Lo sport, voi sapete benissimo da che famiglia vengo, a casa mia il pane quotidiano. È innegabile che lo sport ha un grandissimo ruolo sociale e ritengo che fondamentale che alcune azioni in ambito sportivo debbano trovare risposte anche nella ricerca di finanziamenti attraverso i programmi europei quali il Fondo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e la legge 83 del 2012. Rivestirà particolare importanza anche il cercare di poter allentare il vincolo del patto di stabilità per quanto riguarda le spese per l'impiantistica sportiva, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza di quelle già esistenti, sia per quanto riguarda l'eventuale costruzione di nuovi impianti. L'elenco delle azioni che intendiamo da subito attivare è inserito nel nostro programma. Voglio solo ricordare che nell'ottica della promozione dell'educazione di uno stile di vita sano attraverso lo sport, valorizzando le realtà sportive esistenti sul territorio, favoriremo la realizzazione di un giornalino informativo, sia cartaceo che online, con gli aggiornamenti delle società sportive di tutta la comunità, i loro progetti e le loro proposte. Cercheremo di promuovere
festa dello sport, magari in abbinamento con la festa delle associazioni, per creare un appuntamento importante da inserire nel programma delle attività festose concordiesi. Nell'occasione, in questa occasione della festa dello sport, mi piacerebbe creare un premio, lo sportivo concordiese dell'anno. Naturalmente per il presentatore della manifestazione penso di pensare a Riccardo Fiorini, ma questo è un problema che risolveremo dopo. Un piccolo accenno alle politiche giovanili. Per i giovani prima di tutto ci impegniamo, l'abbiamo detto in campagna elettorale, ad ascoltarli. Vogliamo proprio ascoltare i giovani, promuovendo attorno a loro una rete di servizi che puntino ad alcuni obiettivi. Potenziare e rinnovare le opportunità di incontro ai fini di una maggiore socializzazione ed interazione che permetta di sviluppare individualmente o collettivamente sperimentazioni e nuovi progetti. Offrire strumenti e condizioni per il supporto scolastico e per l'accesso al lavoro. Realizzare interventi per l'educazione, la formazione e la ricerca. Sostenere l'opportunità di educazione civica e impegno civile attraverso le promozioni di momenti di incontro e dialogo con istituzioni pubbliche, con le organizzazioni che promuovono la cultura, il volontariato, la solidarietà e l'azione politica. Promuovere la piena fruizione delle attività sportive e del tempo libero. Salvaguardare i diversi luoghi di ritrovo per prevenirne il degrado. Altre azioni si trovano nel nostro programma e avremo modo di approfondirle. Vorrei ricordare che mi piacerebbe dare reale istituzione al Consiglio dei Giovani, organo rappresentativo, che non sia solo uno strumento di voce, ma uno spazio privilegiato per l'edificazione delle politiche giovanili e per far aumentare la passione alla politica ai giovani. Nell'ambito scolastico collaborerà nel mio assessorato Barbara Falcomer, che è l'insegnante della nostra scuola elementare, alla quale vorrei che aggiungesse qualcosina al mio discorso. Grazie.